Bene, inizio stagione 2016-2017, Portogruaro Calcio ASD, Roberto Gabrielli, direttore sportivo, che ci introduce il presidente del Portogruaro Calcio femminile, però qui anche con altre cariche, perché lei non fa solo il presidente del femminile ma anche altri ruoli. Vuol introdurlo dicendo qualcosa? Sì, io approfitterei della vetrina della prima squadra che oggi inizia la stagione per parlare di settore giovanile, perché il Portogruaro Calcio, o meglio la rete Portogruaro Calcio, è tutto assieme, quindi c'è la squadra femminile, la squadra maschile e poi c'è tutta una realtà giovanile che coinvolge anche l'Aurora San Nicolò e la Virtus Summaga. E Giorgio Furlanis è persona fondamentale in questo senso, perché è la figura di coordinatore delle tre società. Quindi... Bene, allora passiamo e diamo la parola a Giorgio Furlanis. Cosa si sente di dire in questo avvio di stagione, che sotto certe vesti è un po' un'incognita, è sempre un po' un'incognita finché non si vede il campo cosa produce, ma lo spirito di partenza, quello già lo si può capire, com'è? Sicuramente hai detto la cosa giusta, diciamo che lo spirito è quello giusto, la volontà, l'energia c'è. Chiaramente quest'anno è il primo vero anno per la rete, come diceva Gabrielli. È un progetto che da alcuni anni che cercavamo di studiarlo. Quest'anno partirà veramente dal punto di vista di collaborazione tra le società, mirando soprattutto chiaramente nella fascia esordienti, giovanissimi e poi chiaramente allievi e juniores nei prossimi anni. Questa collaborazione è solo l'inizio di un'attività giovanile che servirà non solo per Portogruaro ma tutto i dintorni di Portogruaro, perché il progetto di rete vuol dire portare molti ragazzi all'interno di queste tre società, di cui avranno l'opportunità di giocare un po' tutti, chiaramente facendo calcio, insegnando loro cos'è stare socialmente, fa sì che tutti possano giocare e abbiano l'opportunità di giocare vicino a casa, perché noi miriamo che tutti i ragazzi, che ce ne sono tanti nel comune di Portogruaro, possano giocare a Portogruaro e non prendere e andare fuori. Sì, perciò lo sport nel senso più nobile del termine. Possiamo dire anche quante squadre ci saranno in questo contesto, in questo progetto che lei ha nominato? C'è già un numero o state ancora formando? No, c'è già un numero abbastanza ben definito, parliamo di una juniores, un allievi, 2 squadre giovanissime molto probabilmente, 2 squadre di esordienti per cui a 11-9 e dopo chiaramente ogni città di queste, ho detto prima, per cui Portogruaro, Virtus e Aurora all'interno proprio avranno tutta la fascia primi calci, pulcini, e che propriamente sarà il motore per i prossimi anni di crescita della rete. Più campi di allenamento allora? Più campi di allenamento, perché vuol dire una collaborazione aperta non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista collaborativo dei campi, come dice lei, per cui il campo di Summaga, che è un grandissimo centro, campo nuovo di San Nicolò, che sapete che è stato inaugurato da poco, e anche Luvisa? Aggiungiamo via Trieste sistemato l'anno scorso, e in più abbiamo l'altro campo, il vecchio campo San Nicolò del Prete, che farà parte di questo contesto. Ecco che abbiamo campi così vicini a disposizione di tante squadre, di cui tutti possono velocemente spostarsi senza grandi trasporti dal punto di vista logistico, perché vuol dire da un servizio, non solo calcio ma servizio a questi ragazzi. Allora, lei per chiudere mi sembra di capire che è ottimista e si parte col piede giusto. No, sicuramente, è una cosa che ho creduto già all'inizio 2 anni fa. L'anno scorso era quasi partita, quest'anno è stata condivisa, sono riuscito a fare il collante, in questo, grazie a persone come Roberto, come Piccolo Mauro, come Boris dell'Aurora, che hanno creduto e credono in questo progetto. Bene, grazie a Giorgio Furlanis. Grazie a lei.